In apertura parliamo proprio del turismo, in primo piano il Ministro per lo Sviluppo Economico in visita ufficiale a Jesolo, una passeggiata sul lungomare, poi l'incontro con le categorie economiche, i sindaci del litorale. Sul tavolo l'erosione dell'arenile, le infrastrutture ma anche l'elevata fiscalità. Guardate. Accordo fatto alla Fincantieri, il sito di cantieristica navale continuerà a lavorare a produrre, c'è intesa su orari e anche flessibilità. Soddisfazione da parte del ministro Zanonato, parte attiva nell'accordo del presidente Zaia, e da oggi tra l'altro è anche il primo giorno di ferie alla Fincantieri. Guardiamo. Dopo tanta attesa, Alessandro Del Piero è finalmente ritornato in Veneto. Ieri sera è atterrato a Tessera con la sua squadra, il Sydney Football Club, per 20 giorni di preparazione pre-campionato a Jesolo. Incontenibile la gioia di tutti i suoi tifosi, i suoi fan. Ecco allora le prime parole proprio ai nostri microfoni. Passiamo adesso alla cronaca. Assalto armato ad una stazione di servizio di Chioggia, è successo questa mattina, ma sentiamo anche nel dettaglio altre notizie anche della provincia. Adesso ci spostiamo invece in Riviera del Brenta, precisamente a Mira, dove un ex consigliere comunale rilancia l'idea di legalizzare le case chiuse. Tornata in auge proprio negli ultimi tempi dopo la raccolta firme partita da Mogliano Veneto per un referendum sulla legge Merlin, una proposta che proprio a Mira aveva trovato anni fa la sua origine. Sentite i dettagli. Adesso lasciamo la linea alla regia, pochi istanti per la pubblicità, tra poco. Adesso diamo subito la linea per le previsioni del tempo, ci vediamo tra poco. E torna la nostra rubrica Cercansi buone notizie. Oggi vi raccontiamo il gesto di generosità di un tabaccaio di Marghera che dopo aver trovato a terra un portafoglio, pensate, con 5.000 euro appunto all'interno, non ha esitato a restituirlo al legittimo proprietario, un turista piemontese. Lo abbiamo intervistato, ascoltate. Questa è una bella storia che valeva proprio la pena di raccontare. Nonostante la pioggia, il freddo, questa mattina a Jesolo, allo stadio Picchi, gremito di tifosi per l'ultimo allenamento del Sydney e anche naturalmente di Alessandro Del Piero, che tra 2 giorni lascerà la cittadina veneziana per rientrare in Australia. Un'esperienza che porterà nel cuore, ha detto appunto Del Piero, il campione veneto, e che noi abbiamo naturalmente intervistato. Adesso ci fermiamo. Pochi istanti ancora per le previsioni del tempo, rimanete ancora con noi però, a tra poco. Sulle vostre immagini chiudiamo il nostro telegiornale, vediamo insieme allora che cosa c'è giunto. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi e naturalmente vi auguro una buona serata. A domani. Torniamo a parlare della tragedia di Rialto, una frase offensiva pubblicata su Facebook e si scatena la polemica tra gondolieri e i piloti dei vaporetti. L'ente gondola avvia un'indagine interna, intanto è stata anticipata alle prossime ore l'autopsia sul corpo del turista tedesco deceduto appunto nello scontro. Facciamo il punto allora. Naturalmente tutte queste notizie più ampliate le trovate nel nostro sito che abbiamo appena visto. Adesso ci fermiamo pochi istanti perché ci sono le previsioni del tempo. Siamo a fine estate, sentiamo che cosa allora ci dicono. Penultimo sabato di lavoro straordinario, obbligatorio per i lavoratori dell'Electrolux di Susegana. Da lunedì riprenderà il doppio turno lavorativo, a giorni si riapriranno le trattative con l'azienda. Tutti i dettagli. Cadore in marcia questo pomeriggio contro lo sfruttamento idrico. Sindaci, movimenti ma anche semplici cittadini hanno aderito appunto al flash mob Boite, corteo attraverso la Valle del Boite per dire basta all'eccessivo sfruttamento delle acque bellunesi per scoppi idroelettrici. Le immagini. Ecco, grazie per tutte queste informazioni molto precise. Andiamo avanti con il telegiornale, una raccolta di firme di residenti e villeggianti contro il degrado di Piazza Mazzini. Un tempo salotto buono di Jesolo Lido, ora spazio per ubriachi, per buontemponi e spacciatori. La gente protesta, scappa e non si affitta e non si vende più. Sentiamo le interviste anche. E parliamo adesso, 3 ettari di mais da buttare, un danno quantificato in 8.000, circa 10.000 euro. È la denuncia di un agricoltore di Santa Giustina che si è rivolto alla polizia provinciale per chiedere conto della devastazione causata dai cervi, una mazzata l'ennesima per gli agricoltori bellunesi che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti anche con il maltempo. C'è un servizio, sentiamo i dettagli. Ci fermiamo perché a proposito di tempo e maltempo ci sono le previsioni del tempo. Guardiamo. Vi ringrazio per essere stati con noi e il notiziario di Belluno torna domani. Grazie, arrivederci.